I graffitari stanno prendendo di mira le pareti dei negozi chiusi nel centro di San Donà di Piave. A dare l'allarme il presidente della sezione locale dell'Associazione Veneta Antigraffiti, Riccardo Perissinotto. Sentiamo Giovanna Serena. Siamo oggi nel centro di San Donà di Piave, dove si sono verificati nuovi atti vandalici negli spazi dismessi dalle attività commerciali. Sentiamone le testimonianze. Una realtà sempre più diffusa, quelle delle zone di degrado nella città sandonatese. Spazi presi d'assalto dai graffitari e da numerosi atti vandalici, molte volte sotto gli occhi degli stessi cittadini. Fenomeno dei graffitari, un atto a discapito della città? Certo, della città e anche di chi subisce l'atto, perché c'è un costo economico notevole farla ripulire, e non è la prima volta qui da me. Nel corso degli anni ho ripulito più delle volte e mi è costato migliaia di euro, e questo qua dovrebbero capirlo chi fa queste opere che vengono definite artistiche. Sì, è giusto, ma si possono fare in spazi adeguati che magari le autorità comunali mettono a disposizione degli spazi su cui possono esprimere la loro arte. La denuncia è partita da Riccardo Perissinotto, presidente della sezione locale dell'Associazione Veneta Antigraffiti, che, preoccupato del dilagare del fenomeno, ha voluto dar voce alla sua protesta. Noi cerchiamo di attivare la cittadinanza perché sia vigile a questo fenomeno, che può cominciare, può essere anche durante il giorno o come anche la notte, quindi di essere attenti a questi atti, che sono poi atti vandalici e vanno un attimino presi per tali. Come è successo tempo fa, l'amministrazione ha fatto pulire le panchine al ragazzo che è stato scoperto nel imbrattarle, ecco. C'è anche la proposta di promuovere una giornata contro questi comunque atti vandalici. Sì, l'Associazione Nazionale Antigraffiti sta proponendo il 19 maggio di quest'anno il Cleaning Day, cioè la pulizia della nostra città. Ecco, noi proporremo la pulizia per San Donà e di altre cittadine che vogliono interessarsi insieme a noi, ecco, diciamo così. Concordi con lui sono anche i commercianti della zona di Via Libertà e di Galleria Bortolotto, ormai esasperati dalle diverse situazioni vandaliche e dallo scarso numero di provvedimenti che ne conseguono. Quello che posso dire è che ci vuole la volontà di combatterli questi casi. Per esempio abbiamo tante telecamere, ma vengono raramente adoperate per combattere questo, per individuare magari chi commette questi fatti e punirli, ma punirli tra virgolette, cioè nel senso che io non penso a mandare in galera nessuno per cose del genere. La condanna, tra virgolette, potrebbe essere quella di obbligarlo a pulire, ad andare in giro a pulire. Un fenomeno questo che si riversa contro l'apparato estetico della città, oltre che alla sua sicurezza. Una delle proposte per combattere questo fenomeno è quello di creare degli spazi appositi dove gli artisti di strada possono dare libero sfogo senza danneggiare le proprietà altrui. Purtroppo questa è una situazione che ormai colpisce sempre di più anche le piccole città e che, oltre che per i commercianti, è un degrado anche per ogni cittadino.